Maxi blitz tra Nuoro e Ogliastra. Smantellata banda armata specializzata in assalti a portavalori e bancomat. 6 arresti eseguiti tra Orgosolo e Siniscola. In più, sequestrati 300 kg di marijuana. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi seguire le operazioni contro il crimine organizzato in Sardegna, iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun aggiornamento. L'operazione della Polizia di Stato ha colpito un gruppo responsabile di colpi violenti tra Nuoro e Ogliastra. Parliamo dell'assalto al portavalori Mondial Pol, avvenuto il 13 marzo a Torpè, dove i malviventi si possessarono di 90.000 euro, e l'attacco con esplosivo al bancomat di Oliena del 15 agosto di quest'anno, dove sono stati trafugati scatoloni di sigarette per un valore di 300.000 euro. La banda usava armi ed esplosivi per mettere a segno i colpi. L'intervento ha visto in campo oltre 100 operatori, unità cinofile ed elicotteri e ha sventato un nuovo assalto pianificato sulla strada statale 131 di CN. Durante perquisizioni a Orgosolo e Siniscola non è stata trovata solo refurtiva, come le sigarette rubate al deposito di Pratosardo, ma anche 300 kg di marijuana. Questo colpo al gruppo criminale avrà un effetto duraturo sulla microcriminalità di Nuoro e Ogliastra. I 6 uomini si trovano ora in carcere. L'operazione dimostra la capacità della polizia di contrastare il crimine organizzato nel cuore della Sardegna. Un'azione fondamentale per la sicurezza di tutta l'isola. Iscriviti all'Isola Informa per restare aggiornato sulle operazioni di polizia e lascia un like. Spero che questa notizia sia stata di tuo interesse. Detto ciò, grazie per la tua presenza e ti auguro una stupenda giornata. A presto!